Studentessa di 12 anni sospesa per un giorno da scuola per aver abbracciato una compagna di classe, nonostante le raccomandazioni da Covid. Il fatto a Sandona di Piave a fine novembre scorso. La scelta presa dall'insegnante presente all'abbraccio, d'accordo con la presidenza, dopo che la ragazzina in più occasioni in classe aveva preferito non tenere la mascherina sul viso. Provvedimento che, seppur difficile, è pienamente condiviso dal primo cittadino Andrea Cereser. Dare una sanzione in tempo di Covid, che si tratti di una multa oppure di una sospensione anche di un solo giorno, non è mai una scelta facile, è sempre sofferta, perché si tratta di fare sintesi tra diversi interessi. Lo abbiamo visto ad esempio tra economia e salute, oppure in questo caso tra diritto all'istruzione e pure diritto alla salute. A prendere le difese della dodicenne la mamma, convocata dal dirigente scolastico dopo che le aveva consegnato il foglio con annessa sospensione. Dirigente scolastico e dell'insegnante, che devono anche tutelare la salute della persona stessa, dello studente, ma anche degli altri compagni di classe o di scuola. Quindi nel momento in cui si arriva a una scelta di questo tipo, io sono convinto che tutti i tentativi per arrivare con altre modalità sono stati compiuti, ma non sono stati efficaci. La mamma, per impugnare il provvedimento della scuola, ha ora affidato il caso ad un legale, dopo aver altresì minacciato la dirigenza dell'istituto di ritirare la figlia dal plesso scolastico. E questo per tutelare le nostre situazioni di salute e poter tornare ad una normalità il prima possibile.